Allora, eccoci qua, siamo tornati con un altro grandissimo ospite, Marianna Vianello, alla quale do il benvenuto. Grazie mille. Ciao, allora, come stai Marianna? Innanzitutto, Bene, stai bene? bene, bene, sì, sì, assolutamente. Dove È ti un anno un trovi? po' particolare, ma insomma non possiamo lamentarci troppo, Ma infatti, in ma aspetta, realtà. dimmi dove ti trovi. Io sono nel Parco Tecnologico di Venezia, il Vega, quindi linea d'aria vicinissima a Venezia Centro Storico. Ah, ecco, sei molto molto vicina. Ascolta, allora ti do nuovamente il benvenuto a Ogni Maledetto Museo Live. Questa chiacchierata con Marianna nasce da un nostro amico in comune, Valentino Villanova, ospite del Summit, col quale abbiamo parlato del fumetto. Questa amica in comune ci ha messo in contatto. Io indirettamente conoscevo già il portale comunque che Marianna aveva concepito assieme a un socio 6 anni fa e per non... Sicuramente KitPass già lo conoscete, però lascio a te Marianna introdurci a che cos'è KitPass e poi andiamo un po' nello specifico in questa vostra collaborazione col mondo museale. Benissimo. Allora, KidPass come payoff un po' per far capire, scopri il mondo a misura di bambino. Questo, certo, è una frase che vuol dire tantissime cose e aggiungo una cosa, siamo molto più orientati a essere cultura a misura di bambino. Mm. Non siamo solo un portale, certo, siamo nati con il portale e che stiamo portando avanti sempre con maggiore attenzione e con una crescita di pubblico di interesse, però è un progetto più strutturato perché da quasi 6 anni ormai portiamo avanti un progetto che sta creando un circuito virtuoso, soprattutto di musei, di spazi culturali a livello nazionale italiano, che sia attraverso tutti gli strumenti di comunicazione di KidPass, quindi sì il portale, ma anche i social, le newsletter, ma soprattutto gli eventi, che sono degli eventi, in genere facciamo due appuntamenti importanti, uno a maggio che sono i KidPass Days e poi a novembre stiamo lavorando alla seconda edizione di Avventure tra le pagine Leggiamo al Museo, che sarà il 13, 14, 15 novembre. Mm. E questi due grandi appuntamenti sono delle occasioni per creare un programma ricchissimo, direi anche unico nel suo genere, in collaborazione con il mondo della cultura, che in alcuni casi è proprio nasce a misura di bambino, perché si tratta proprio di quelle realtà che si propongono molto al target delle famiglie, ma diventa un'occasione anche per quei musei che non so, non hanno in realtà durante tutto l'anno delle attività molto strutturate a livello di proposte del weekend, ad esempio, per le famiglie, di fare invece degli appuntamenti, degli eventi dedicati. Ehm, Scusi, interrompo. Prima di entrare nel mondo, nel vostro modo di collaborare con i musei, mi è- prima di entrare in onda, ci siamo un attimo scambiati due battute e mi hai detto come è nato questo progetto KidPass, no? Sì, allora è nato soprattutto da un'esperienza di maternità, di diventare mamma e quindi è stata l'occasione per confrontarmi ovviamente con altri genitori, ma anche con esperti, e mi ha dato questo impulso di cercare di creare un punto di riferimento per le famiglie italiane. E questa è proprio un po' l'ambizione di KidPass. Ci sono tantissime belle iniziative, però molto disperse, frammentate, no? Quindi c'è un orientamento molto locale piuttosto che regionale, ma l'idea era quella di creare un punto di riferimento di comunicazione soprattutto, poi in realtà lo è diventato anche di contenuti di fatto, perché promuoviamo noi stessi anche dei contenuti di cultura misura del bambino, ma nell'arco di questi anni proprio è cresciuta questo circuito, no? Nazionale in cui vediamo che di anno in anno
Non solo, ormai ci sono i fedelissimi, no? Decine e decine di musei anche importanti, grandi, piccoli, veramente di ogni tipo, dai musei archeologici ai grandi musei d'arte fino ai musei delle scienze, insomma, quindi veramente un'offerta molto ampia e perfetta, direi, per le famiglie con bambini. E ogni anno questa iniziativa si arricchisce sempre di nuove realtà che vogliono entrare a far parte di questa visibilità in primis, chiaro, no? Perché il nostro lavoro principale è promuovere e comunicare queste realtà e le loro proposte per le famiglie con bambini. Mm. Poi a corollario di questo in realtà c'è un mondo che non posso magari svelare tutto qui in questa intervista, ma ci sono progetti con le scuole, ci sono progetti creati ad hoc anche per delle realtà che magari vengono da noi per chiederci come per la prima volta approcciare questo pubblico delle famiglie con bambini. E quindi abbiamo nella nostra esperienza provato veramente diversi tipi di lavori, di esperienze per avvicinare un po' alla volta i bambini Sì. e le famiglie a realtà che magari fino a poco tempo fa non erano più, diciamo, a target esclusivo adulto. Mm. Ecco. E, ho fatto un po' questo passaggio iniziale perché, come dicevo prima, Kippas lo conoscevo indirettamente in quanto la moglie del mio socio Di Marco, di Sabrina, è molto appassionata di questo portale. Lei stessa ne parlava e, e da qui è nato un po' questa unione, quindi di capire effettivamente meglio che cosa, come era nato effettivamente Kippas e come si è evoluto poi nel tempo. Parliamo di cultura, parliamo adesso del rapporto col mondo dei musei. Hai detto, noi lavoriamo molte volte con i musei, il nostro scopo è quello comunque iniziale, quello di diventare questo punto di riferimento un po' per le famiglie e un'ottica di confronto costante, siete andati anche a collaborare con diversi musei. Ci puoi spiegare magari nell'ordine come avviene questa cosa? Il museo vi contatta? Sei tu che contatti direttamente il museo? E come si sviluppa poi l'effettiva collaborazione? Allora, devo dire all'inizio, chiaro che i primi anni siamo stati soprattutto noi a presentarci ai musei, chiaramente per farci conoscere, però ormai da un po' che non siamo più noi a contattare i musei e gli spazi culturali, insomma, perché è comunque una categoria anche più ampia di quella museale e, e ormai riceviamo di continuo, ecco, richieste di poter iscriversi c'è una sorta di abbonamento che noi Sì. proponiamo alle realtà che è proprio specifica solo per le famiglie con bambini. Quindi giusto anche per far capire, per quanto riguarda la comunicazione online, quindi il portale, le newsletter, i social, noi ci rivolgiamo solo al pubblico delle famiglie, non ad esempio alle scuole. Ecco, quindi quando vengono i musei a chiederci una collaborazione sul fronte scuole, è possibile che noi diamo disponibilità anche di questo tipo, ma non sempre. Sì. E è una cosa un po' più particolare, perché invece il canale online digital è esclusivo per le famiglie. Sì. Infatti, Lo dico tutto, scusate, economia. Infatti, visitando il nostro portale c'è una sezione eventi per famiglie che appunto risponde soprattutto Sì. all'esigenza della famiglia che desidera vedere che cosa offre la propria città o insomma in generale anche la propria regione o a livello nazionale. Le più belle proposte, le più belle iniziative da vivere soprattutto nel fine settimana, perché poi insomma le proposte per le famiglie sono concentrate di solito sabato e la domenica, raramente infrasettimana. E poi facciamo ovviamente tutto un lavoro editoriale perché c'è una redazione che lavora nel individuare continuamente e creare dei contenuti che siano una sorta di guida. Ecco, Sì. quindi abbiamo ad esempio le guide family regionali
in cui ci sono degli articoli, dei reportage sulle visite delle nostre famiglie reporter o delle nostre giornaliste che sono andate appunto a vivere o degli eventi oppure a visitare dei musei con i bambini e che quindi raccontano la propria esperienza. E ci sono delle guide per città, quindi ad esempio ormai nella maggior parte insomma, di capoluoghi italiani quali sono le realtà e le attività da vedere con i bambini. Mhm. E poi c'è sempre appunto un aggiornamento di tutte quelle che sono le proposte nel weekend per le famiglie. Mm. Ehm, a livello museale proprio, quali sono le principali problematiche che a volte trovi nel relazionarti in sé con i musei e nel presentare la proposta e costruire la proposta anche, magari con loro? Allora, devo dire che io noto tantissimo miglioramento intanto come Ah, bene. premessa negli ultimi forse 2 anni, ecco, Sì. proprio nella relazione. All'inizio era più difficile, forse perché era un po' meno sentito, era sentito solo da alcuni questo tema delle attività educative per le famiglie e quindi c'era forse un po' di dispersione anche, no, di ruoli, eccetera. Adesso ormai quasi tutti i musei sono strutturati con un referente delle attività educative, quindi c'è una relazione sempre anche molto diretta e lineare. E noi ovviamente di solito lavoriamo quindi con il referente del responsabile delle attività educative e con il responsabile delle attività della comunicazione in sostanza, perché è ambivalente il nostro lavoro, no? Ehm, Però queste due figure ormai sono, devo dire, quasi sempre ben allineate con noi e non ci sono grandi problemi Sì. di collaborazione, ecco. E, e vedo anche la risposta ehm, che c'è nel partecipare, ad esempio, nel proporre delle attività nuove Mhm. durante questi famosi 2 eventi che noi Sì. abbiamo e c'è un fermento, mentre non so all'inizio 4-5 anni fa, no, i primi anni, c'era un po' di ansia Sì. da parte loro nel dire oddio ma cosa dobbiamo produrre, quali sono le linee guida, insomma dovevano un po', ecco adesso ormai sarà che siamo rodati, sarà che ormai il nostro format è abbastanza conosciuto e quindi è diventato molto lineare anche questa relazione per creare questo programma, insomma, e poi per lavorare tutti insieme, perché questo è il bello, poi si lavora tutti insieme, noi con i musei, tutte le realtà partecipanti alla promozione dell'iniziativa. Mm. Quindi tutti sono diventati bravi a utilizzare gli hashtag, tutti sono diventati bravi con i comunicati stampa. Io vedo che le difficoltà sono in diminuzione. Va bene, è già è un grandissimo, un grande passo avanti. Abbiamo parlato di 2 eventi principalmente durante l'anno. Ce ne vuoi parlare, visto che poi uno è praticamente alle porte, no? Sì, e quindi magari partirei da questo appunto. Sì, sì, sì. È il prossimo mese, quindi stiamo infatti per partire a brevissimo con il primo lancio stampa anche e si chiama Avventure tra le pagine, leggiamo al museo, sarebbe l'hashtag appunto leggiamo al museo e questa è la seconda edizione ed è un programma che quest'anno sarà con una duplice anima, quindi attività ed eventi in presenza, ma anche eventi e attività digitali. Ci sarà una giornata in particolare che è il sabato 14 novembre dove faremo una maratona di lettura per bambini e ragazzi in streaming in contemporanea sulla nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube. E qui, essendo una maratona, chiaramente non potevamo invitare tutti i musei d'Italia a partecipare, ma il programma poi che dura 3 giorni prevede anche tutta una serie di iniziative come evento diffuso, no? Un evento Sì. diffuso in simultanea in tantissime parti d'Italia. C'è un sito che si può già visitare, che tra l'altro è nuovissimo, perché l'abbiamo creato per questa edizione e dopo magari quando parleremo, se parleremo di quest'anno particolare, ti spiegherò meglio perché è nata questa idea di fare un sito dedicato che prima non c'era. Si chiama avventuretralepagine.it. Poi magari lo mettiamo nei commenti, ok? Così Perfetto.
Perfetto. E questo sito ovviamente è in progress perché il programma non c'è ancora, ma c'è già un ricco elenco di musei e spazi culturali che hanno aderito. Non è ancora esaustivo perché ci sono delle conferme ancora in arrivo, ma ormai direi che la maggior parte delle adesioni è fatta, è conclusa. E entro le prossime 3 settimane sarà online il programma che stiamo andando a comporre con tantissimi, tra i più importanti musei italiani, Mm. ma anche realtà a volte più particolari, più... Come è nata ecco. allora questa idea? Rimaniamo un po' su questo allora. Allora, l'idea di Avventure tra le pagine è nata dall'esperienza dell'evento di maggio nostro, che Ok. ormai ha già 5 edizioni Senti. come esperienza, e quelle sono le giornate delle famiglie, noi le chiamiamo così, i Kid Pass Days. Sì. Sono nate all'inizio un po' per il nostro compleanno, ma l'idea era quella di fare una grande festa come no, nazionale dedicata alla promozione delle attività di edutainment. Quindi chiaro soprattutto a livello di musei, di cultura a misura di bambino, ma che fosse quindi una valorizzazione di tutte le realtà che già propongono attività di questo tipo per dare un'ulteriore visibilità, un ulteriore impulso alla visibilità a livello nazionale, ma dall'altra da fare da traino anche alle realtà che ancora non stavano molto spingendo, molto investendo sulle attività educative per le famiglie. E questo, devo dire, questo volano si vede proprio di anno in anno che sta avendo sempre più successo. Mm. E adesso per dire, sfioriamo quasi 200 eventi per i Kid Pass Days a maggio in simultanea e quello è anche il numero delle collaborazioni in atto. Per questo evento di novembre, Avventure tra le pagine, quindi c'è lo stesso format, evento diffuso, lo stesso tipo di collaborazione, ma c'è un fil rouge, che è quello della letteratura dell'infanzia, quindi libri per bambini e ragazzi attraverso letture creative, laboratori, visite speciali che oltre a portare a conoscenza delle famiglie e dei bambini questi bellissimi musei e spazi culturali, in contemporanea rispondono anche ad un'altra grande mission, quella di promuovere la lettura. Mhm. Ecco. Beh, è sicuramente un programma molto ambizioso e complimenti per tutto questo che avete creato e la continuità che siete riusciti a dare negli anni. Grazie. Parlavi, ovviamente è un anno particolare, no? Per quello che è successo, quindi c'hai una parte gestita, una parte online, una parte offline, state cercando un po' di trovare questa sorta di equilibrio, quindi questo è già un grande primo consiglio che hai già dato, nel senso uno dei punti di riflessione. Il lockdown ha portato la maggior parte dei musei a lavorare per forza di cose online per tutto un periodo, salvo poi riuscire a di nuovo confrontarsi offline con dei numeri molte volte superiori per chi ha fatto determinate attività, molte volte inferiori perché ovviamente ha perso parte del proprio bacino di utenti. Abbiamo parlato di questo lavoro che fate con i bambini, diciamo, il lavoro con le scuole. Come è stato come avete recepito questo cambiamento? Quindi l'avvento del lockdown, come ha portato a voi, come ha cambiato il vostro modo effettivamente di ragionare? Perché immagino che inizialmente fosse un qualcosa che era prettamente ovviamente offline e adesso state un po' ripensando anche il vostro modo di fare eventi, il vostro modo eh, di, di relazionarvi con il vostro pubblico, per quanto voi comunque siete già strutturati, abbiamo detto con portale, con newsletter, con i social, fosse un qualcosa comunque di ben strutturato. Allora, l'inizio è stato comunque di forte impatto il Sì? lockdown, perché avevamo a fine febbraio appena chiuso praticamente le adesioni dei Kid Pass Days e quindi abbiamo dovuto decidere se annullare la manifestazione perché Sì? si trattava di riproporre tutta l'iniziativa in versione però digitale. Ma è Sì. chiaro che fare questo passaggio senza dover slittare l'evento, perché abbiamo voluto tenere comunque la data di Sì. inizio maggio,
è stata una bella sfida, quindi abbiamo deciso di provarci Sì. e quindi a marzo, adesso non ricordo esattamente, ma insomma a fine marzo per aprile abbiamo chiesto ai musei di rivalutare la propria adesione Ok. e dirci se confermavano o meno, ma chiaramente avrebbero dovuto cimentarsi in un programma tutto digitale. Infatti, Ecco. E lì ci sono stati musei che hanno detto grazie ma non ce la facciamo, ma devo dire che non è stata comunque male la risposta della gran parte dei musei, quindi siamo riusciti ad uscire comunque con un programma molto interessante e innovativo, perché si è trattato del primo programma di musei, di attività di edutainment con i musei italiani in digitale. Quindi è stato un bel esperimento, la Kid Pass Days edizione digitale. E poi tutto fatto in corsa, perché rifare tutto il lavoro trasformarlo in ovviamente, un mese, adattarlo al tempo, esatto, come di abbiamo già smart detto. working, insomma, quindi è stata una bella sfida. E lì abbiamo sperimentato per la prima volta la maratona streaming, Ok, anche in più. Molto molto interessante, infatti la riproponiamo adesso appunto. i feedback appunto di questa allora, soddisfatti tutti? Sono stati, sì, veramente, veramente soddisfatti da tutti i punti di vista, quindi visibilità, uscite stampa, cioè sia quindi lato famiglie sia lato musei che hanno Ok. partecipato, abbiamo avuto veramente degli ottimi riscontri e questo ci viene ulteriormente confermato dalle adesioni che stiamo ricevendo adesso per novembre, Mm. dove però ci sono anche realtà che vogliono aderire in presenza. Ok. Provo un attimo proviamo un po' a vedere anche quale sarà il prossimo futuro. Siete nati con lo scopo, un po' la vostra mission era appunto quello di diventare un punto di riferimento per le famiglie. Avete adattato parte delle vostre attività anche dialogando con i musei e non vi siete soffermati su quello che poteva essere un problema per la maggior parte della realtà, ovvero quello di eventi che erano prettamente offline e l'avete tramutato in eventi online. Abbiamo già discusso sul prossimo futuro, nel senso che ci siamo già confrontati e quello che sarà i prossimi anni sicuramente vedrà una convergenza anche dalle chiacchierate che abbiamo fatto al Summit, abbiamo fatto in precedenza con Alessandro De Bono, le ultime. L'online e l'offline saranno parte di un unico grande meccanismo. No? Visto che stiamo andando un po' verso la conclusione, come vedi il prossimo futuro? Come vedi il prossimo futuro non solo della tua realtà, ok? Quindi abbiamo visto il grande approccio che il privato comunque può dare anche al mondo museale, al mondo del pubblico. E come vedi il futuro non solo della tua realtà, ma come vedi anche il futuro in sé del museo che dovrà abbracciare per forza di cose questo genere di strumenti, questo genere Sì, allora lo sforzo attitudine, che alla secondo fine è un'attitudine questa di riuscire a sì, dialogare, riuscire a concepire. Chiudo dicendo quello che tu dicevi prima, che magari molti pensano, ok, faccio l'evento offline, lo porto online, non è così, è un altro modo di dialogare, è un altro modo di spiegare le cose, è un altro modo di interagire, è un altro sì, modo di fare veramente le cose, cioè non è una chiacchierata normale, quindi capisco le difficoltà e penso che anche a esatto. casa lo abbiano capito, però per essere chiari. No, no, lo sforzo e la scommessa più grande sicuramente per i musei, per le realtà culturali, è quello di riuscire a vincere la sfida, soprattutto secondo me sul digitale, perché è lì che c'è più gap. Mm? Certo, non è semplice anche riorganizzare tutto l'aspetto della gestione in presenza, però quella forse in qualche modo ha una temporaneità, ecco, Sì, poi si potrà tornare alla normalità. Invece il trend che abbiamo intrapreso adesso negli ultimi mesi nel digitale non si arresterà, continuerà sicuramente e noi da questo punto di vista stiamo cercando di puntare moltissimo, infatti stiamo continuando con degli appuntamenti streaming settimanali, quindi oltre gli eventi stiamo dando proprio questo servizio anche ai musei o non solo ai musei perché poi è chiaro che il nostro mondo va anche un po' oltre. E, però penso che stiamo dando un maggiore valore aggiunto e in prospettiva per il futuro lo daremo sempre di più proprio per essere un supporto molto dal punto di vista digitale, ecco, della comunicazione digitale per i musei.
mh, non solo a livello di competenze, di strutturazione, cioè nel senso che abbiamo ovviamente come dire, quello che è tutti i tool e tutta la parte, diciamo, che serve per fare il digitale, la comunicazione digitale. E abbiamo il pubblico, cioè abbiamo una serie di cose che servono ai musei da questo punto di vista, ma possiamo diventare anche risolvere quel problema che ho riscontrato in diversi musei che dicono sì, però fare sia gli eventi digitali sia gli eventi in presenza ci duplica, ci raddoppia i costi perché serve investire da ambo le parti. E, con noi si riesce a ottimizzare questo aspetto. E l'ultima cosa, scusa, mi viene in mente da dire, abbiamo deciso quest'anno, appunto proprio per quello che è successo, di investire molto sull'online, quindi i grossi progetti che facciamo, dagli eventi, ma anche ad esempio quest'estate abbiamo fatto la sperimentazione dei centri estivi digitali in collaborazione con musei italiani, con tutte le settimane tematiche, settimana della scienza, settimana dell'arte, settimana dell'archeologia e via dicendo. E quindi il nostro lavoro adesso è di supportare e tradurre e valorizzare anche con tutta la parte web quello che è proprio il supporto che serve ai progetti, non solo attraverso il portale KidPass, ma proprio in maniera sempre più amplificata e diffusa. Ecco, non so come spiegarmi meglio. Tutto chiaro, complimenti per tutto quello che hai fatto. Se non l'avete ancora fatto, andate sul portale, i link sono nei commenti. Guardate, a livello di produzione di contenuti, quando noi durante il summit insistevamo sul dare contenuti prima e fornire la maggior parte delle risposte prima, KidPass da questo punto di vista è costruito molto molto bene, quindi complimenti. Grazie. Un'ultima cosa, questa preme più a me, nel senso che a livello di newsletter, no? A livello proprio di comunicazione, la scelta di utilizzare determinati canali, come abbiamo visto, social, newsletter in primis, è tutto costruito nel sito. La costanza di newsletter, ogni quanto la fate, è in funzione di determinati target, è costruita su più liste, com'è strutturata? Perché questa è un'altra grande indicazione secondo me che possiamo dare ai musei, nel senso che ci sono persone che hanno persone ricorrenti, abbiamo i fan costanti, immagino che avete appunto per gli abbonati una newsletter particolare, nel senso come è andata strutturata, come l'avete voluta, perché secondo me è a mio parere il miglior strumento possibile per dialogare, lo utilizzo anch'io tantissimo, ovviamente se fatto bene ed ovviamente se costruito sul giusto pubblico. Certo, allora sicuramente la newsletter infatti è uno dei canali più importanti, non solo proprio per, come dire, come efficacia, come necessità del nostro pubblico di ricevere questi aggiornamenti e per questo noi abbiamo scelto la cadenza bisettimanale. Ok. Ecco, anche se ci sono dei periodi particolari, ad esempio a ridosso dei grandi eventi, insomma, piuttosto che anche facciamo anche qualche demo chiaramente per i clienti che ci richiedono, c'è questo tipo di servizio, perché appunto è una delle cose più richieste anche dalle realtà nostre clienti. E lì c'è un po' un problema di spazi in realtà, perché ci vorrebbe una newsletter. Noi cerchiamo comunque di lavorare più sul nazionale, più che su liste, diciamo, locali o regionali, perché appunto vogliamo sempre cercare di dare questo spaccato nazionale, perché risponde un po' alla nostra idea di famiglia che attiva, che si sposta, che va a visitare anche fuori regione. Quindi raramente ci focalizziamo solo su una regione o su una parte, insomma, soltanto di quella che è la proposta in questo periodo dell'anno, per dire di qualità. Quello che seleziona di più è la qualità, perché i contenuti che noi abbiamo sono tantissimi e dobbiamo decidere cosa inseriamo in newsletter. È quello il problema, sì, bisogna selezionare. Beh, ci hai dato
tanti spunti. Come detto, ci sono nei commenti trovate i link per qualsiasi informazioni. Scrivete alla pagina, che quella la trovate nei commenti. Marianna, io ti ringrazio, è stata molto molto chiara, complimenti sia per come è nato il progetto e per come lo state portando avanti, perché è tanta roba e penso possa essere un'ottima soluzione per le molte strutture museali che ci ascoltano, che possono approfondire, quello sì, e sicuramente entrare nello specifico. Grazie mille. Grazie mille, speriamo di incontrarci presto, anche con te, ok? Volentieri. Buon lavoro intanto, eh? Grazie. Ciao, grazie. Ciao.